La trasmissione di oggi è a cura del Centro di Aiuto Marisa di Trieste e ha per titolo Il bambino e futuro. Il Centro di Aiuto alla Vita è un'associazione di volontari sorta oltre 45 anni fa allo scopo di prevenire e far superare le cause che potrebbero indurre una donna all'aborto. Io che vi parlo sono la presidente Maria Tudek e qui con me c'è la volontaria Maria Grazia Bonelli. Buongiorno a tutti. Ecco, dicevo che il titolo di questa conversazione è Il bambino e futuro. Perché l'abbiamo scelto? Perché vogliamo andare alla scoperta delle sue potenzialità e dell'arricchimento che ne traggono genitori e società. Certamente che il bambino sia futuro è chiaro, perché il domani della nostra società è i figli che stanno crescendo, però è vero anche che nel contesto culturale attuale il figlio non è visto sempre in maniera positiva. Spesso sono percepite soprattutto le fatiche, le perdite di libertà e anche impoverimento economico, perché soprattutto quando una famiglia si allarga e magari invece che di uno ne arrivano due, rischia di scendere a un livello economico decisamente diverso. Questo perché effettivamente nella nostra società, nonostante si parli di incentivi alla natalità e ci siano tanti aiuti, ancora non è sufficientemente considerato l'aggravio economico che un figlio porta in una famiglia. Ma il figlio non porta solo aggravi, ecco, è questo che noi vorremmo cercare di far capire anche attraverso l'esperienza diretta del nostro lavoro di volontari, ed è per questo che chiedo proprio a Maria Grazia di parlarci un po' della sua esperienza. Allora, buongiorno, io svolgo volontariato presso il Centro di Aiuto alla Vita Marisa di Trieste da quasi 20 anni e in questo lungo periodo mi sono trovata a tu per tu con tantissimi nuovi genitori che con l'arrivo di un nuovo membro della famiglia vivono delle emozioni così travolgenti che coinvolgono anche noi operatori. Il nostro rapporto speciale con le mamme, per le quali diventiamo sorelle maggiori, anche confidenti e consulenti in questa loro nuova avventura con il miracolo della vita, ci rende proprio partecipi delle sensazioni, delle emozioni, di tutta quella emozione che loro provano. Queste mamme, con le loro abitudini stravolte dall'arrivo del bambino, affrontano con fatica l'accudimento di questo bambino, ma la gioia che loro provano con questo nuovo rapporto in simbiosi col figlio sovrasta ogni difficoltà. Ogni mamma con il bambino tra le sue braccia affronta con entusiasmo e coraggio questo nuovo status di genitore. Senza differenza di razza, condizione sociale, religione, ogni donna a modo suo farà il massimo per garantire a questa creatura un avvenire sereno e lo aiuterà a crescere nel modo migliore possibile. Quando incontrano qualche difficoltà e vengono a parlarne con noi cerchiamo di aiutarle, di consolarle, di venirle incontro, di dare consigli e per rendere questo loro percorso quanto più tranquillo e rilassato possibile. Le nostre mamme sono soprattutto donne che non lavorano perché le loro condizioni sociali le portano a non essere lavoratrici. Quindi possono dedicarsi con tanta diligenza e con tanto amore alla crescita di questa creatura, che alle volte arriva in una famiglia dove ci sono già altri figli, non solo 1, 2, ma anche 3, 4, 5. E quindi è una gioia, ogni volta è una gioia, non perde valore l'arrivo di una vita, sia che arrivi in una famiglia senza bimbi, sia che arrivi in una famiglia già con parecchi bimbi.
Ecco, questo è il miracolo della vita e questa è una grande forza e una grande risorsa di noi persone. Grazie Maria Grazia, perché questa è la vita che parla, insomma, è l'esperienza del contatto diretto che vive quotidianamente, anzi negli incontri settimanali, perché le presenze dei volontari in genere sono di una volta alla settimana, almeno di una volta alla settimana. Ecco, ma io credo che è importante anche sentire cosa dicono gli esperti di quello che è la specificità del bambino fin da subito. Ecco, e in particolare dei suoi primi 1000 giorni. Cosa sono questi 1000 giorni? Il periodo che va dal concepimento al compimento dei 2 anni e che condiziona tutta la vita. Questo lo spiega proprio il neonatologo Carlo Bellieni. E io ho sotto gli occhi e vorrei condividere con voi alcune riflessioni che poi hanno portato anche alla uscita di un libro che parla proprio di questi 1000 giorni. Ecco, come dicevo, dal concepimento al secondo anno. E in questo periodo è importante dire che il bambino merita attenzioni, cure, discorsi, sorrisi, non solo quando è in grado di rispondere dolcemente e coerentemente, quando ci sembra un ometto, una femminuccia come mamma e papà li vorrebbero. Se vogliamo aiutarli a farsi un carattere dall'età scolastica in poi, ci sbagliamo di brutto. Ormai il loro carattere, il tipo di attaccamento che mostreranno nella vita verso gli altri, le loro mappe mentali di estroversione o introversione sono già definite. Tutta la vita del bambino si svolge in una dinamica di dialogo. Il Big Bang avviene quando il piccolo embrione scambia messaggi ormonali con il corpo della mamma, facendo un miracolo che non si ripete in nessun altro ambito della vita. Un corpo che non distrugge un piccolo corpo delle dimissioni di un ciuffo di polline che entra in lui. E questo corpo, entrato nella mamma, inizia a modificare la mamma stessa, facendole produrre ossitocina con la quale la mamma sarà la sola a resistere alle cose che per chiunque sono assolutamente intollerabili, il pianto del bambino che continua, i risvegli e la fatica di accudirlo. Ecco, è solo un accenno, ma per capire quanto il futuro sia dentro nel bambino che sta crescendo nel grembo della mamma e fino alla sua sviluppo, come dicevamo, i suoi primi 1000 giorni. Ecco, ma direi ancora una parola a Maria Grazia. Se qualcuno vuole rivolgersi al centro. Allora, il nostro centro è aperto tutte le mattine in salita di Gretta 4 dalle ore 10 alle ore 12, dal lunedì al venerdì. Inoltre siamo presenti 3 pomeriggi a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16 alle ore 18. Il nostro numero di telefono sempre attivo 24 ore su 24 è 040 399 396644 396644. Ecco, io aggiungo ancora che abbiamo un sito che potete visitare dove trovate altre notizie sulla nostra associazione. Grazie per averci seguito, vi diamo appuntamento al prossimo mese. Arrivederci a tutti.